Siamo a Scorzè, in provincia di Venezia, e ci troviamo nell'azienda agricola di Andrea Favaro, che è un produttore di tabacco, fa parte della Italtab. Italtab, come saprete, per quelli che ci seguono, ha stretto un accordo con uno dei più grandi produttori al mondo, che è BAT, e oggi siamo venuti a visitare appunto l'azienda di Andrea Favaro. Andiamo a sentire che cosa ci hanno raccontato i protagonisti. BAT e Italtab da anni collaborano in una relazione ormai consolidata e in particolare trova un forte connubio qui nel nord-est, dove il Veneto è proprio una delle principali regioni tabacchicole italiane. Oggi siamo a Scorzè in visita all'azienda di Andrea Favaro, un imprenditore che ha saputo coniugare la tradizione delle zone, con la vocazione agricola tabacchicola della zona, con l'innovazione e gli investimenti in tecnologia, come si può vedere nella sua azienda con pannelli solari e con tecnologie innovative, ed è anche una delle aziende che partecipa al nostro progetto pilota di monitoraggio satellitare delle coltivazioni, che porterà a ottenere un risparmio nell'utilizzo dell'acqua e quindi migliorare i costi e la qualità del prodotto con i benefici per l'ambiente. Investimenti importanti in queste regioni tra Veneto e Friuli, e a Trieste c'è un altro progetto di BAT in divenire. A Trieste abbiamo iniziato da pochi mesi la costruzione di un Innovation Hub. Sarà un centro di eccellenza mondiale per la produzione di prodotti innovativi a rischio ridotto di BAT, quindi stick per tabacco riscaldato, liquidi per sigarette elettroniche e anche prodotti nuova generazione come il Modern Oral e prodotti sostitutivi della nicotina. Il nord-est per BAT si conferma un polo di eccellenza e un'area dove continueremo a fare investimenti anche in futuro. Il messaggio che si vuol dare ai coltivatori che magari si vogliono avvicinare alla produzione del tabacco qual è da parte di BAT Italia? La produzione del tabacco è una produzione in un settore che è in evoluzione. È necessario avere una forte vocazione all'innovazione tecnologica e allo sviluppo di nuove tecnologie, perché in un mondo sempre più globalizzato essere efficienti, produrre tabacco di alta qualità a costi competitivi è una variabile fondamentale. La garanzia del reddito al coltivatore è un altro aspetto importante, specie alla luce degli accordi con Italtab. Sì, noi sappiamo che è un momento difficile per tutta l'industria italiana, per tutta l'agricoltura, è sotto gli occhi di tutti quanto anche il caro energia sta incidendo sui costi di produzione e stiamo lavorando con Italtab per trovare delle soluzioni soddisfacenti per garantire la qualità, la continuità della produzione e compensare anche per quanto possibile questi extra investimenti che sono richiesti dalla congiuntura attuale. Siamo soddisfatti della produzione del tabacco, specialmente adesso che abbiamo un buon contratto con la BAT, e la nostra azienda qua nella zona di Scorzè si trova il centro proprio dell'azienda, dove viene fatto tutte l'essiccazione e la lavorazione, mentre tutta la coltivazione l'abbiamo nella zona del Trevigiano, dove ci sono terreni sassosi ideali per la coltivazione del tabacco Bright. L'azienda mia è formata da 60 ettari di superficie e con una produzione di 2400 quintali di tabacco secco, insomma, come prodotto. Allora, c'è una particolare attenzione a quelli che sono i temi della sostenibilità. Vediamo l'uso del fotovoltaico sui capannoni industriali, un uso attento dell'acqua che qui è di sorgente e quindi tanta attenzione per l'ambiente. Sì, noi abbiamo un fotovoltaico che è circa
un bel 20% della produzione viene utilizzata per l'essiccazione del tabacco. In più anche tutta l'irrigazione dell'azienda è fatta a manichetta, sia anche la concimazione per gli azottati e tutto quanto, perché noi nella zona qua siamo proprio nella zona vulnerabile della regione Veneto, quindi dobbiamo essere molto attenti, anche perché dobbiamo fare un quaderno di campagna telematico, quindi tutti i concimi devono essere a posto con i valori, insomma. Allora, una partnership con BET e Italtab che ha dato tante soddisfazioni e che proseguirà sicuramente all'insegna della digitalizzazione e della modernizzazione in campagna. Sì, loro sono molto attenti, infatti hanno fatto anche questo programma per il recupero dell'acqua, di non consumare tanta acqua per i concimi, sia per gli azottati nelle falde acquatiche, tutte quelle cose là. Loro vedo che sono molto attenti a queste cose qua, insomma, e noi cerchiamo di dare una risposta valida a queste cose, insomma. Se volesse dare un messaggio a colleghi come lei, produttori di altre aziende che volessero, insomma, iniziare a produrre il tabacco, qual è il messaggio? Il messaggio è quello di cercare di essere sempre ricercare sempre di più cose innovative, cercare di risparmiare il più possibile e cercare di fare una qualità sempre maggiore sul prodotto, perché ormai la via giusta è quella di andare su prodotti di qualità, non di più di tanto per fare, insomma. Assolutamente sì, ciao Andrea, ben ritrovati. Come ti ricorderai, Italtab è posizionato in Veneto e quindi soprattutto nella provincia di Verona, ma poi come vi ricorderete abbiamo anche le altre province tabacchicole, quindi Treviso, Padova, Vicenza. Oggi siamo a Venezia, siamo poi ai confini fra Treviso, Venezia e Padova, azienda di Andrea Favaro, 60 ettari di tabacco di ottima qualità, innovativa. Qui c'è fotovoltaico dappertutto, quindi è assolutamente un'azienda leader di Italtab e anche leader per quanto riguarda il suo mercato e come fa lui le produzioni di tabacco. L'esempio di accordo con BET è proprio quello che si dice fare squadra. Sì, noi stiamo facendo squadra, io devo sempre ringraziare a nome di Italtab e a nome di tutti i nostri coltivatori BET, perché veramente in questi ultimi 2 anni ci accingiamo a iniziare il terzo anno di collaborazione. Con loro abbiamo sempre trovato delle risposte a tutte quelle domande che gli agricoltori, l'agricoltura comunque richiede. E quindi sì, stiamo facendo squadra e siamo una squadra molto forte. Non vorrei citare quale squadra, ma molto forte. Gli auspici per il futuro di Emanuele Torresani? Gli auspici sono quelli che si possa continuare la produzione del tabacco oggi e soprattutto nel futuro, che BET ci dia sempre quella grossa mano che ci ha dato in questi anni, che si possa proseguire. So che ci sono delle difficoltà, delle criticità, sapete tutti i problemi che ci sono con i costi energetici, però pensiamo proprio di riuscire insieme, ripeto, come dicevi anche tu, facendo squadra, a trovare il famoso bandolo della matassa.